Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto per l'invito, sono particolarmente contento di essere in questa situazione, anche perché mi pare che Piemonte e Veneto siano le uniche due regioni che hanno un forum delle associazioni e quindi speriamo che questo primo incontro sia contagioso, nel senso che possa gradualmente estendersi anche alle altre regioni. Esiste fortunatamente un forum nazionale delle associazioni, convocato dopo lunghe insistenze circa un anno fa dal ministro Fedeli, per la prima volta è stato inaugurato con l'impegno a rivedersi subito dopo per la programmazione governativa, non è più stato convocato né dal ministro Fedeli né tantomeno dal governo successivo, ed è un peccato perché con le norme che si stanno avviando in questo periodo ma anche con quelle precedenti sicuramente il contributo delle associazioni sarebbe stato utile. E va bene, questo come primo augurio. E passo al tema. Voglio ringraziare Cinzia prima di tutto, che fa sempre molto piacere ascoltarla, è un punto di riferimento per tutti noi da molti anni, per cui grazie Cinzia per il tuo contributo sempre interessante. Vengo al tema del dirigente scolastico, professione che ho esercitato per 33 anni, quindi un pochino ho conosciuto insomma come esperienza se non altro. Devo dire che fra tutte le definizioni normative legislative riferite al dirigente scolastico, quella che mi intriga di più è data dal decreto legislativo 59 del 98, quando parla di unitarietà della gestione dell'istituzione scolastica. Il dirigente scolastico garantisce la rappresentanza legale e garantisce l'unitarietà della gestione. Sì, non tanto per la rappresentanza, ovviamente, che pure ha un suo significato, ma per l'unitarietà, questo sì, è un elemento centrale ed è caratteristico della funzione del dirigente scolastico, nel senso che tutti gli altri settori sono presidiati da altri componenti professionali all'interno della scuola. La parte formativa, ovviamente, ci sono i docenti che lo scopo ovviamente specifico della loro professione. Per la parte amministrativa dovrebbe esserci la segreteria e il DSGA, dovrebbe, e questa è una delle grosse problematiche per un dirigente di gestione, ma non solo da oggi, devo dire, perché i concorsi di DSGA mi pare che l'ultimo risalga al 96, se non ricordo male, per cui si perde nella notte dei tempi, e siccome le competenze sono sempre più sofisticate e specialistiche, ovviamente è difficile mandare avanti una cosa così complessa senza competenze professionali specifiche. Per assistenti amministrativi mi risulta che i concorsi non siano mai stati fatti, per cui sono sempre stati assunti in modo così poco comprensibile, con competenze poco verificate e poco verificabili. Quindi il dirigente scolastico è l'unico che ha una visione e una responsabilità complessiva di tutto l'andamento dell'istituzione scolastica, non solo del PTOF e del progetto formativo. È chiaro che quello è l'elemento conclusivo, è il fine ultimo rispetto al quale tutta l'attività si incentra e ruota, però le altre sono funzioni fondamentali per arrivare a questo risultato, al risultato finale. E allora, se è così, e io credo che appunto questo dell'unitarietà della gestione sia l'elemento tipicamente dirigenziale che appartiene solo al dirigente scolastico, io credo che il dirigente scolastico debba essere tre cose contemporaneamente, con modalità e in misura diversa a seconda dei tempi e dei contesti, nel senso che una caratteristica fondamentale è la flessibilità, io credo, di questa figura. Deve essere un buon burocrate, un bravo burocrate. Parleremo malissimo della burocrazia, farò di nuovo riferimento a questo. La burocrazia è stato il killer della 107 e non solo della 107, di molte altre cose nella scuola e fuori, e per cui non ne parliamo sicuramente bene, però esiste anche una concezione virtuosa di burocrazia, la burocrazia come garanzia di legalità, di imparzialità, nell'accezione diciamo così weberiana di organizzazione funzionale degli uffici in vista di un determinato fine. E questo bisogna fare anche all'interno della scuola. Deve essere un buon manager, se non vi piace la parola, un buon gestore, un buon amministratore, nel senso che deve essere in grado di organizzare al meglio tutte le risorse, e sono molte all'interno della scuola, ma non solo all'interno della scuola. Siccome il progetto è un progetto ampio, c'è una partecipazione e una risposta nei confronti del territorio,
allora deve essere questo il blocco complessivo su cui far leva. Quindi si lavora su una serie di variabili, se non infinite, insomma quasi infinite. Quindi il ruolo manageriale o di buona amministrazione, di buon gestore è fondamentale. E poi c'è la terza dimensione, che è quella più rilevante, se lo ricordava giustamente Cinzia, che è quella del leader formativo, cioè della responsabilità rispetto all'esito finale, che è comunque un esito formativo. Sono tre dimensioni che si intrecciano costantemente e che si riuniscono in modo totale nella figura del dirigente scolastico, per cui questa secondo me è la dimensione più rilevante su cui riflettere e su cui organizzare la propria attività. E non sempre è così chiara questa cosa, anche perché io credo che ci sia stata rispetto a questo un'evoluzione storica su cui si è poco riflettuto e su cui secondo me sarebbe invece utile soffermarsi. Io cercherò di farlo brevemente, perché non si ha sempre piena consapevolezza di come le cose si sono evolute nel corso di 70 anni ormai dal dopoguerra in poi. Cioè, noi abbiamo vissuto tre modelli di scuola che poi rispondono a tre modelli di società e anche a tre tipologie di dirigenza all'interno della scuola. Cioè noi partiamo faccio questo discorso non per amore della storia, ma perché secondo me se non si capisce questo è difficile capire quali sono le problematiche odierne. Cioè noi partiamo dal dopoguerra in cui il sistema scolastico ha come obiettivo fondamentale l'alfabetizzazione del paese, cioè l'Italia è uno dei paesi con i più alti tassi di analfabetismo in Europa. Se qualcuno di voi ha letto quello splendido libretto che è La cultura degli italiani di De Mauro, scritto nel 2003-2004 se non ricordo male, cioè veramente dà un quadro completo proprio di questa situazione. Cioè l'Italia si poneva ben al di sotto dei livelli di alfabetizzazione dei paesi del nord Europa, ma era nel contesto del sud Europa e anche lì in modo faticoso. Alcuni dati, ricordava come ancora negli anni 70 una città come Baghdad percentualmente aveva più biblioteche di Roma, cioè tanto per dire come la cultura era considerata insomma nel nostro paese anche proprio a livello di risorse assegnate. In questo quadro ovviamente la funzione della scuola, abbiamo detto, alfabetizzazione, e sulla didattica non spendiamo molte parole, nel senso che era una didattica frontale di tipo trasmissivo, il sistema era centralistico burocratico e il dirigente allora non era dirigente scolastico, insomma il capo istituto, chiamiamolo in questi termini, era di fatto prevalentemente un burocrate, cioè si atteneva alle direttive ministeriali, così funzionava. La catena era una catena molto semplice: ministero, provveditore, singola scuola, direttore o preside, che se era bravo chiaramente riusciva a fare delle cose interessanti, però il sistema funzionava in questo modo. Quindi una leadership sostanzialmente fondata sugli adempimenti. Questo si richiedeva che fossero ben svolti e ben fatti. Seconda fase invece, ovviamente è una scuola che assicura l'alfabetizzazione al paese, però non cambia la composizione sociale, cioè la stratificazione sociale rimane quella che è, non c'è l'ascensore sociale, non c'è mobilità, è un sistema fermo. La scuola è altamente selettiva, a 11 anni si decide se lavori o se continui a studiare, quindi a quale classe sociale apparterrà in futuro, se a classe dirigente o a classe subalterna. Grossa riforma della media unica, poi c'è il grosso discorso degli anni 60-70, con un mutamento sociale imponente, il sistema precedente viene fortemente messo in discussione, c'è il 68 e tutto quello che ne è seguito. Cambia ovviamente in questo contesto la funzione sociale della scuola, cambia anche tutta la legislazione, cioè il periodo dell'820, del tempo pieno, della valutazione formativa con il CPC Cinzia, la 517 è una legge più avanzata delle leggi attuali, cioè noi abbiamo avuto delle spinte verso il futuro allora sulle quali poi siamo forse addirittura regrediti. Questo è il quadro, quindi i discorsi sono quelli dell'uguaglianza nella scuola come canale di mobilità. Il dirigente scolastico in quel contesto lì, siamo nel periodo degli organi collegiali evidentemente, così grande partecipazione, e diventa per forza un leader con caratteristiche di socialità, cioè deve essere in grado di muoversi e di gestire questo tipo di contesto. Quindi la caratteristica diventa quella di un leader culturale, un leader sociale in particolare. L'ultimo passaggio, e qui cambia ancora il contesto, cioè
le accuse che si fanno al sistema è di scarsa funzionalità, di eccessiva partecipazione, di assemblearismo che frena le decisioni. Vengono fuori il binomio, quello che poi ci ha accompagnato per 30 anni, efficienza ed efficacia, che compare nel 25 del 165. Anche qui le cause sociali sono quelle che spiegano il mutamento, perché insomma comincia la competizione a livello planetario, comincia la globalizzazione, non puoi più vivere di rendita, per cui devi confrontarti con gli altri, allora bisogna cominciare a risparmiare. Non a caso da qui comincia lo sforbiciamento alla spesa pubblica, che si protrae purtroppo fino ai nostri giorni, alla scuola pubblica e all'istruzione in particolare. Quindi le variabili, quali sono? Le variabili sono quelle di progetto, cioè di uscita da un sistema artigianale burocratico per andare verso un sistema fondato su variabili di progetto, che sono la pianificazione, il problem solving, l'orientamento al risultato, la rendicontazione, eccetera. Tutte le cose su cui abbiamo, come dire, fatto la nostra formazione da dirigenti. Io che sono entrato nell'81 e ho vissuto abbastanza queste tre fasi. Nel 2001, quando passammo alla dirigenza, dovetti fare 300 ore di formazione obbligatoria, perché allora per diventare dirigenti, cioè non ci fu nessuna selezione ovviamente per chi già era il direttore didattico preside, però ci fecero fare 300 ore di formazione obbligatoria. Io, essendo a Torino, non potevo che farla in Fiat, naturalmente, perché l'agenzia formativa era l'Isvor Fiat, e potete immaginare come ci riempirono di queste idee, di questi concetti. E qui viene fuori l'idea di dirigente manager e di scuola che in qualche modo deve simulare l'azienda in termini appunto di efficacia, efficienza, eccetera, eccetera. Qui è nata un po' questo tipo di ambivalenza, no? Questo tipo di posizione, ma la scuola non deve essere azienda, si deve avere le stesse caratteristiche. Ecco, questo a questo si accompagna poi rispetto alla scuola il grosso discorso che con il sistema centralistico burocratico precedente, che non era stato messo in discussione dagli organi collegiali, perché quello era un elemento partecipativo, però la catena di comando era sempre quella, parte il discorso dell'autonomia scolastica, che è il grosso tema che come dirigenti noi abbiamo affrontato in tutti questi anni. Questo per dire cosa? Che quest'ultima funzione, cioè la funzione dirigenziale da dirigente, in quest'ultima fase si è connotata un po' di questa cosa aziendalistica e manageriale. Noi quindi abbiamo vissuto questi passaggi, questi elementi, ripeto, burocrate, manager, con un filo rosso però che ha sempre accompagnato la nostra riflessione, che comunque tutto questo era finalizzato al funzionamento formativo della scuola, a ottenere un certo tipo di risultato, che è poi quello di dare ai nostri alunni le competenze fondamentali di cittadinanza, oltre che le competenze di base che già stavano nel progetto della scuola iniziale già del dopoguerra. Il fatto che si siano susseguite queste diverse idee di dirigente scolastico in questi 50-60 anni non è stato secondo me sufficientemente metabolizzato dal sistema. Cioè il discorso di governo, di cosa debba essere l'istituzione scolastica autonoma e di cosa debba essere un dirigente scolastico oggi, deve tener conto di tutti questi passaggi. Cioè un dirigente deve essere queste cose. Noi siamo arrivati a un determinato stadio di sviluppo in cui abbiamo maturato che tu devi avere questo tipo di competenze. Secondo me non siamo arrivati a una riflessione tale, dovremmo, credo, questo è uno spunto che credo si debba fornire anche a chi ci amministra, insomma, al governo, e che appunto il governo del sistema scolastico, il governo delle istituzioni scolastiche, della funzione del dirigente scolastico, deve tenere in modo equo e critico conto di tutte queste condizioni. Questo lo dico perché c'è un'enfasi attuale, e vengo un po' a quelli che sono tutto ciò che ha ostacolato questo tipo di passaggio. Oggi noi ci troviamo in una difficoltà perché il passaggio che anche il legislatore aveva in mente, che noi avevamo in mente, non è stato compiuto, è rimasto fermo ad alcuni stadi.
Dicevo prima, la burocrazia è stato il killer della 107, e non solo della 107, anche dell'autonomia, secondo me. Oggi non siamo in una condizione assolutamente di autonomia realizzata, come si poteva presumere una ventina di anni fa, o anche solo una decina di anni fa. Cioè c'è stata una caduta verticale rispetto al discorso dell'autonomia, e chi fa il dirigente scolastico oggi lo sa benissimo, perché, vabbè, partiamo da alcune condizioni di base. Cioè la prima, ho fatto un documento Landis sull'ultimo congresso, la prima cosa che si chiede è una normale e corretta ordinaria amministrazione. Cioè, al di là di tutte le discussioni più o meno sofisticate che noi possiamo fare, questo è il primo buco nero contro cui andiamo a sbattere, con il quale ci confrontiamo. Cioè, come fai ad amministrare una realtà così complessa quando hai due scuole? Prima cosa, il fenomeno delle reggenze è una cosa incomprensibile, mai si dovrebbe arrivare a una situazione di questo genere. Con la complessità delle istituzioni scolastiche, la figura del dirigente scolastico che abbiamo delineato, ovviamente non è possibile gestire due realtà. L'altro discorso, anche qui proprio di ordinaria amministrazione, la questione del dimensionamento. Cioè, ormai siamo arrivati a livelli abbastanza incredibili su questo, non so, a Torino, Piemonte, l'anno scorso di nuovo comprensivi urbani, su questo c'erano state difficoltà perché è difficile in un contesto urbano metterli insieme quando erano stati già opportunamente dimensionati. Messi insieme quindi comprensivi di 1.600, 1.700, in realtà estremamente complessi. Non parliamo della cintura, superiori 2002, 2004, 2006. Ora, io mi chiedo, una funzione di leader formativo, cioè mettere insieme tutte le componenti che abbiamo detto prima, in dimensioni di questo genere non è possibile. Quindi prima cosa, ma del resto abbiamo un riferimento legislativo che continua a parlarci di Novecento. Qui c'è una mania di gigantismo che sta prendendo tutti, anche i colleghi. Cinzia lo sa, l'anno scorso parlavamo di questo con l'assessore all'istruzione e lei era a Torino, quindi ne abbiamo anche discusso insieme. Ma gli stessi colleghi si propongono per scuole di 2002-2004, ma che dirigente vuoi andare a fare lì? Cioè è cambiata la nostra idea, la nostra immagine di dirigenza, cioè non è possibile proporsi, dovremmo fare una battaglia contro queste cose all'ultimo sangue, nel senso che non puoi fare il dirigente in quel contesto lì, deleghi, fai fare tutto ad altro. E poi veniamo un po' anche agli aspetti, come dire, più microsociali della dirigenza scolastica e della scuola, che sono anche interessanti, che non puoi esercitare in questo contesto. Poi si parla di bullismo, si parla di fatto che appunto non riesce a superare la selezione, eccetera, eccetera. Queste sono condizioni preliminari, questo è uno. La burocrazia è il mostro che tutti conosciamo. Purtroppo la 107 è stata gestita in modo esclusivamente burocratico. Noi siamo andati a fare come Andes l'audizione in Senato sulla 107 ed eravamo su alcuni punti abbastanza speranzosi, nel senso che alcune cose non ci dispiacevano. Alla fine si è avvicinato Walter Tocci, che è l'ex sindaco di Roma, un esperto di cose scolastiche, e ci dice: ma sapete quante parole ci sono nella 107? Più di 100.000. Sapete quanto ce n'erano nella legge di riforma della scuola media? Meno di 3.000. Cioè, ora voglio dire, una legge con più di 100.000 parole, ma non solo non la pratichi, ma non la leggi nemmeno. Cioè, io tutta francamente, 107 commi in un unico articolo, ma poi quello che è stato realizzato, richieste, indicazioni, prescrizioni, dati che devi mandare da una parte, dati dall'altra, documenti che si sovrappongono, cioè non è così, non è questo, cioè, su questa cosa qui si è fermato, si è bloccato tutto. E allora per far funzionare l'autonomia ci sono alcune cose relativamente semplici da fare, però bisogna che qualcuno le faccia e probabilmente chi gestisce queste cose, sicuramente chi gestisce queste cose non è in condizioni, non è in grado di farle. Cioè, con elementi molto semplici, cioè non puoi gestire una realtà così complessa facendo tutto tu. Una volta si è durante gli studi, quando non c'era l'autonomia. Io mi ricordo negli anni 80 avevo un problema di edilizia scolastica, andavo da Mario Corino, funzionario del provveditorato, che mi dava tutte le indicazioni. Avevo problemi di contenzioso, c'era un altro che si chiamava Edoardo Perna, andavo da lui, mi diceva, cioè io gestivo la mia scuola, ma avevo dei riferimenti precisi. Con l'autonomia non solo sono aumentato, perché
poi ti fai anche le ricostruzioni di carriera, ti fai tutta l'informatizzazione con un calvario che chi l'ha praticato negli anni 90 francamente non augurerebbe a nessuno, cioè non solo ti fai tutte queste cose, ma sono scomparsi tutti i supporti, cioè i provveditorati non ci sono più, c'è questa fantomatica direzione regionale che non si capisce. E allora, francamente, ma basta, non fate la gestione diretta che non la sapete fare, perché abbiamo visto cosa è successo in 107. Date dei supporti alle autonomie e fate fare la gestione delle autonomie, queste autonomie. Non l'hanno fatta e non la fanno, si continua a funzionare così, con queste mastodontiche graduatorie, e poi all'inizio dell'anno non sai mai quando hai l'insegnante, quello di sostegno, ti arriva una volta, poi cambia, poi non arriva. Cioè sono 30 anni che diciamo queste robe, niente, non si riesce a fare. Con l'autonomia questa situazione è purtroppo peggiorata. Avere dei centri, cioè se il personale che lavora nei provveditorati l'avessi messo in centri amministrativi territoriali, ma poi ancora farla questa operazione, che siano di supporto alle autonomie scolastiche e che siano in grado di darti, non so, l'assistenza legale, l'assistenza al contenzioso, una delle dritte rispetto all'edilizia, rispetto alle legislazioni, perché non abbiamo avvocati purtroppo, avessimo strutture di supporto, allora sì che poi puoi dedicarti a scelte strategiche, informative, eccetera, altrimenti, ahimè, fai altro. Altra questione fondamentale, e vabbè, Angelo Paletta ce lo insegna, e credo che sia anche un po' per questo, è che una roba di questa complessità non la puoi gestire da solo, cioè devi avere dei supporti non solo esterni su tutte queste materie, ma all'interno delle istituzioni scolastiche, perché in ogni caso, anche se non siamo nell'orbita del gigantismo, ti ritrovi a che fare con un collegio di 100-120, con un contesto esterno, eccetera. Per cui il discorso delle collaborazioni è un discorso fondamentale. Però anche qui non deve essere relegato ad alcune realtà virtuose in cui il dirigente è bravo, è simpatico, è accreditato culturalmente, per cui trova i collaboratori. Cioè deve essere una roba che deve stare dappertutto, in modo particolare dove ci sono situazioni problematiche. Cioè deve essere un dato strutturale questo. Se fai l'autonomia con queste caratteristiche, crei anche un'organizzazione che discende dal dirigente, ma che ti dà la possibilità, come dire, scientificamente di contare su qualcuno che abbia una preparazione adeguata al compito che deve svolgere. Non ci può essere il dirigente che tutti gli anni si va a cercare i collaboratori e se bravo e fortunato li trova, altrimenti non li trova. Ne può fare a meno, punto interrogativo. No, e allora crea le condizioni. Questa è una roba che in 107 poteva essere fatta e non è stata fatta. Sì, a parte questo, senza considerare poi il dato di sistema più grosso, adesso questo è un discorso anche troppo complesso, che è difficile affrontare in questa sede adesso, in questo contesto, però sarebbe da affrontare, perché il discorso dell'autonomia era accompagnato a una riforma di governance complessiva che non è stata realizzata. Adesso qui siamo in una regione in cui si batte il chiodo forte dell'autonomia territoriale e dell'autonomia regionale. Questo è rimasto un grosso punto interrogativo dappertutto. Cioè nel 2001, dopo la riforma costituzionale, sembrava che tutto dovesse passare, cioè solo le norme generali e i LEP allo Stato, LEP che non ha mai fatto. Norme generali uno più o meno cerca qua e là e le trova, i LEP non ci sono, però la regionalizzazione non è avvenuta. Qualche regione, ma cambia tutto con la regionalizzazione, cioè è un assetto completamente diverso. Non è stato realizzato il passaggio, cosa si fa adesso? Alcune regioni lo fanno e altre no. In che modo lo fanno? Con quali conseguenze? Sulla mobilità dei docenti, per esempio, sulla trasferibilità, su tutte queste serie di passaggi che noi dirigenti conosciamo benissimo. Cosa avviene? Un punto interrogativo. Anche questo è un passaggio che non si può fare a livello amministrativo verticistico, cioè bisogna chiedere la partecipazione di chi queste cose nella propria scuola le vive quotidianamente. E questo, al di là del ruolo specifico del dirigente, ma c'entra anche fortemente con il dirigente, solo la disponibilità di condizioni per gestire un'autonomia scolastica complessa. Adesso ne ho citate due di livello interno organizzativo, però il punto è che per realizzare un progetto educativo degno di questo nome devi avere delle condizioni e devi avere delle risorse, non lo fai col nulla.
Cioè il nostro è il sistema scolastico, come dire, dal punto di vista finanziario, fra i più trascurati d'Europa. Noi siamo penultimi nei finanziamenti. Negli ultimi 20 anni i finanziamenti della scuola italiana sono scesi più o meno da quelli che erano il 5,7, se non ricordo male, del PIL al 3,6. Sono 2 decimali importanti. Anche a livello di spesa pubblica siamo il penultimo paese in Europa. Ora, se tu devi solo, come dire, ripetere il modello formativo, lo puoi anche fare, ma se tu ti trovi di fronte a criticità importanti, come il nostro sistema scolastico ha, c'è il grossissimo divario nord-sud, ma ci sono problemi di dispersione anche al nord. Noi continuiamo ad arrivare al 20% di laureati contro il 60-70% dei paesi evoluti a economia industriale avanzata come il nostro, tutto sommato continua ancora faticosamente ad essere. Cioè, però voglio dire, se io devo gestire criticità di questo tipo come dispersione, bullismo, eccetera, mi piacerebbe poter fare alcune cose. Cioè, deve avere una struttura scolastica in grado di garantire l'ascolto dei problemi, lo dicevamo prima, però non tutti i contesti sono uguali, e allora potrei, in una situazione di criticità, mi piacerebbe poter avere meno alunni per classe, per esempio. Non dico come forma generalizzata, ma in alcune situazioni, c'è un articolo di Galimberti, la classe ideale composta da 11-12, adesso non vorrei generalizzare né accentuare questa dimensione psicologica o psicosociale, però in certe situazioni sì, magari in altre no. Al liceo d'Azeglio di Torino, tanto che so che c'è una utenza di un certo tipo e fai una didattica di un certo tipo, mi piacerebbe cambiarla, ma tanto è così, ma in 30 va benissimo. Ma in certi professionali in 30 non combini niente, devi fare attività di laboratorio, ne metti 11, ne metti 12, questa è una possibilità. Dove hai bullismo, non so, avere un supporto psicologico, per esempio, all'interno dell'istituto. Io mi ricordo che dovevo rivolgere all'ASL, telefoni 2 mesi prima, se sei in casa telefono 2 mesi prima, ma io lo devo affrontare subito, o se no devo trovare i soldi per il progetto, per trovarmi lo psicologo che viene. Ma no, ma questo deve essere nella disponibilità della mia scuola, cioè io come dirigente scolastico devo poter fare subito una roba di questo genere qua. Cioè, questo ci sono tante cose che possono connotare una gestione, come dire, maggiormente funzionale dell'istituzione scolastica. Sono passaggi proprio per favorire quella dimensione di ascolto anche che è necessaria, che è fondamentale per poter risolvere questi problemi. E vengo rapidamente, poi ormai adesso non voglio prendere tempo anche agli altri relatori, magari poi se c'è un momento di dibattito possiamo tornare dopo su alcune questioni, però voglio dire che al di là delle questioni sistemiche che credo più o meno insomma di aver accennato, non affrontato perché ci vorrebbe altro, però la scuola è un microsistema in cui le relazioni sociali, ce lo diceva e insegnava Cinzia, sono fondamentali. E nel ruolo del dirigente scolastico questo è importante, sono piccole cose, siccome so che qui ci sono anche persone che si preparano a svolgere questo ruolo, eccetera, cioè ci sono cose molto pratiche, molto semplici, che però bisogna fare. Cioè questo dell'ascolto è fondamentale. Adesso è un modo di dire, io comunque avevo la porta aperta nel mio ufficio, adesso non vuol dire che appena arrivava qualcuno veniva e mi parlava, lo bloccavo anche, lo mandavo fuori educatamente, però poi devi stare a sentire tutti, questo è fondamentale, cioè anche qui nel gigantismo tridimensionale, no, non la fai, cioè devi avere una scuola a dimensione umana, devo dire, però le persone le devi sentire, gli insegnanti li devi sentire se hanno dei problemi, non puoi dire si rivolga a, io personalmente, anche perché massima fiducia nei collaboratori, però alla fine quando il caso è significativo, lo trattavo io, mi prendevo io la responsabilità. Sono tutte dimensioni, cioè, la possibilità, la capacità di anticipare il conflitto, per esempio, nel senso che se hai degli elementi di conflittualità non li fai decantare fino a quando poi assurgono a problemi ingestibili, cioè lo devi affrontare subito. E poi la cosa più importante, questo dovrebbe sempre esserci, non sempre c'è, però è che comunque devi avere una tua idea di scuola come dirigente scolastico, ma devi avere la capacità di confrontarti alla pari con gli altri, non la devi imporre, però bisogna che si capisca che tu ce l'hai, perché
alla fine di tutto credo proprio che la leadership, quella che conta di più, è una leadership di carattere etico e culturale, cioè tu devi essere in effetti un riferimento per i tuoi docenti, per tutto il tuo personale. E se è questo, tutto il resto viene abbastanza da sé. Magari nei particolari ci entriamo dopo. Grazie a tutti.